Inaugurata oggi la strada statale 640, denominata degli scrittori, per il tratto di nostra competenza fino a Canicattì, il cui progetto nel lontano 2000 fu finanziato dall'allora provincia regionale di Agrigento, presieduta dal presidente Enzo Fontana, che ha avuto anche l'avallo dell'onorevole Angelino Alfano, che successivamente fu anche inserito nello stesso dal programma Obiettivo 1, una corsia preferenziale che permise la realizzazione della strada di oggi a 4 corsie. L'opera più grande infrastrutturale realizzata, cui anche il ministro Del Rio, stamani presente alla cerimonia, ha fatto il suo plauso. Alla cerimonia di inaugurazione ha dato il saluto anche il sindaco della città Lillo Firetto, l'assessore regionale Pistorio, Gian Vittorio Armani, presidente dell'ANAS, presenti anche numerosi sindaci del territorio, il prefetto di Agrigento, le forze dell'ordine, Simona Vicari. Al termine anche un collegamento in diretta per l'apertura della strada. Oggi questa terra può dire abbiamo fatto un passo in avanti, un passo importante. E io ci tengo molto a ringraziare ANAS perché nella nostra azione, insieme a Simona Vicari, che è qui in prima fila, la sottosegretaria del Ministero, nella nostra azione, che è sempre stata fatta in piena sintonia e con l'appoggio fortissimo della Regione, l'assessore Pistorio sta veramente lavorando sodo, oggi noi stiamo diffondendo fiducia in questa terra e dovete averla fiducia in voi stessi, prima di tutto, io lo dicevo anche ieri sera. Questa è una terra che ha straordinarie intelligenze, avete cultura, perché questa è anche appunto, come è stato detto, una strada di cultura, avete storia, non sto nemmeno qui a citare quello che avete, e avete anche tantissime persone che hanno lavorato e hanno perso la vita per difendere l'onore di questa terra, i 2 giudici a cui noi dedichiamo 2 viadotti, non perché ci vogliamo come dire, lavare la coscienza con una dedica, ma perché vogliamo indicare anche alle giovani generazioni, anche a quelli che passeranno per questa strada, che questi sono stati eroi e sono stati coloro che hanno consentito a questa terra di rialzarsi, perché questa terra si potrà rialzare solo con la legalità e nella legalità, solo con la legalità e nella legalità. Ministro, dopo tanti anni di attesa e di ritardi, finalmente il primo tratto Agrigento-Canicattì viene completato e inaugurato. È una grande giornata per la nostra città, vorrei dire la cosa più importante, ossia che si inaugura la più grande opera pubblica che abbia mai visto la nostra città. Non c'è mai stata un'opera pubblica così grande. Perché se ne inaugura solo la prima metà e non la seconda metà? Perché qui c'era presidente della provincia Enzo Fontana che fece finanziare il progetto. La provincia di Caltanissetta non fece finanziare il progetto, i lavori sono partiti in ritardo e dunque si inaugureranno in ritardo. Questa strada è figlia della tenacia di chi ci ha creduto fin dal primo momento, di chi ci ha creduto fin dal primo giorno. Io ero presente alla posa della prima pietra, facemmo tanti anni fa la scelta con l'amministrazione provinciale di svuotare altri capitoli di bilancio per finanziare la progettazione di questa strada, quando questa strada sembrava un sogno, oggi diventa realtà. Oggi effettivamente chiudiamo questo cantiere, i primi 31 km di questa direttrice che è comunque tutta quanta in corso di lavorazione, quindi che darà veramente un cambiamento proprio allo sviluppo economico di tutta questa regione della Sicilia. Un'opera importante che fa risparmiare 20 minuti solo questi primi 31 km a chiunque si sposta nella direzione di Caltanissetta da Agrigento, e un'opera importante anche perché percorre un pezzo della Sicilia che è anche una parte importante della cultura italiana, dove hanno vissuto gran parte degli scrittori siciliani, e racconta la storia di cultura e di letteratura. È un elemento infrastrutturale imprescindibile che si compie dopo 17 anni, sono passati da quando venne assegnato il progetto definitivo nel 2000, e questo ci rimanda anche ad una riflessione profonda: quanto ci mettiamo per realizzare le opere. Però detto questo, oggi è un buon giorno, senza guardare al passato, ci dotiamo di una buona infrastruttura che mette la valle nelle condizioni intanto di collegarsi in maniera veloce con il resto dell'asse viario nella sua parte orientale, ma soprattutto oggi nasce la strada degli scrittori, in un territorio corto e in un chilometraggio così corto, 30 chilometri, una quantità di letterati che hanno costituito l'asse portante del Novecento italiano. E credo che questa è una ulteriore suggestione, un'altra leva di vantaggio che nell'ambito delle nostre corde di offerta turistica noi riusciamo a muovere.